Buongiorno carissimi amici e buon inizio settimana, Martina Reloni in studio per la rassegna stampa di Radio Piave in blu. Oggi siamo a lunedì 22 marzo, andiamo subito a dare uno sguardo alle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Cominciamo con il Corriere delle Alpi. Il titolo di apertura, come possiamo vedere, è dedicato alla tematica Covid, in particolare ai vaccini, e nel titolone si legge: la regione dice scandalose le disdette sui vaccini, picco di rinunce in provincia di Rovigo dove ha dato forfait il 55% degli insegnanti. L'ira del direttore Fror contro i prof privilegiati non si degnano neanche di avvertire. L'articolo è di Filippo Tosato a pagina 4, quindi un titolo che suscita discussione, che suscita polemiche. Per andare alla campagna delle vaccinazioni in provincia di Belluno, ad Agordo si legge nel lancio: vaccinazioni da tutto esaurito, oggi il Comelico. La corsa alle prenotazioni ha fatto registrare tutto esaurito già sabato mattina, e l'articolo è di Gianni Santomaso a pagina 5 e andremo a leggerlo a brevissimo. Ancora, a proposito in questo caso dei controlli anti-assembramento a Feltre, l'autolavaggio con le birre, chiusa l'attività e multati in 6, si legge sempre nel lancio. Doppio blitz dei carabinieri contro gli assembramenti, multe in via Folli e a Pezze, e l'articolo è di Stefano De Barba a pagina 24. Parlando invece di cultura, la mostra estiva La Magnifica Comunità di Cadore contatta gli Uffizi per un dipinto sul Cadore, appunto. Chiesta la battaglia di Corona, unica copia di un dipinto perduto di Tiziano. In questo caso l'articolo è di Vittore Doro e andremo a leggere anche questo. La foto di copertina è dedicata alla tematica sport, nel caso specifico al calcio. Ripresa super, il San Giorgio cala il poker a Belluno. Borone e compagni, dopo un primo tempo attento e il predominio territoriale, si sono scatenati nella ripresa segnando 4 reti in poco più di 40 minuti, e ci sono gli approfondimenti di Lucchetta e da Poyan da pagina 26 a pagina 29 nell'ambito appunto degli approfondimenti legati allo sport. Andiamo subito a pagina 5 per leggere l'articolo relativo alla tematica delle vaccinazioni in provincia di Belluno. Settantenni senza timori, dobbiamo proteggerti. La corsa alle prenotazioni ha fatto registrare tutto esaurito già sabato mattina. C'è chi è salito da Belluno senza registrazione sperando di ricevere l'iniezione. Stiamo parlando di vaccini e c'è questo articolo, questo lungo approfondimento di Gianni Santomaso, arricchito da foto che mostrano le persone in coda nel piazzale di Agordo, i medici di base che erano presenti e appunto le tante persone che hanno deciso di vaccinarsi. I settantenni cercano qui la primavera. Nel piazzale di Agordo, intitolato a Peppino Impastato, guardano fuori dal finestrino in attesa che arrivi il proprio medico di base per ricevere dai medici appunto Maglio Sito e Giovanni Magra il vaccino AstraZeneca. Alcuni sono soli, la maggioranza in compagnia di mogli o mariti che non rientrano nella fascia d'età o di figli che hanno loro trasmesso il messaggio arrivato dall'URSS sulla possibilità di vaccinarsi. Ritengono che il ritorno alla vita passi solo attraverso questa puntura e loro di vivere hanno voglia. Ho 78 anni, dice Germano Fontanive da Canale d'Agordo, ma voglio arrivare a 105. L'entocche e spete, è un pezzo che aspetto, sono le parole in dialetto di Anna Voscandi San Tommaso, ho paura di morire. Sono stati chiamati per modo di dire. Venerdì l'ULSS ha bypassato i medici di base e ha diffuso l'informazione dell'organizzazione del drive-in ad Agordo attraverso i media e il sito aziendale, scelta discutibile nella forma ma efficace nei fatti. Grazie soprattutto ai familiari che lo hanno sentito su Radio Più o letto sui giornali, le persone tra i 75 e 79 anni hanno coperto al volo gli 80 posti disponibili. Già sabato mattina non era più possibile prenotarsi. La voglia di vaccino è così tanta che qualcuno si è presentato anche senza prenotazioni, come Francesco Lopez di Belluno. Ho letto, racconta che si poteva comunque venire nel caso in cui non tutti i prenotati si fossero presentati. Purtroppo per lui ha dovuto invece tornare indietro, anche se qualche fiala è rimasta, non per assenza delle persone, ma perché dopo l'anamnesi compiuta dal dottor Franco Palmieri dell'ufficio igiene e dalla pediatra Filippina Trovato, 9 persone sono state giudicate non idonee a ricevere il vaccino AstraZeneca. Ascoltandoli, questi settantenni agordini e non, si ricava una lezione. Questa generazione, che è nata subito dopo la seconda guerra mondiale e che frequenta poco i social, crede nella scienza. Si legge nell'articolo a firma di Gianni Santomaso. E di appoggio c'è anche un articolo che riguarda le vaccinazioni in Comelico. Si legge nel titolo si legge sono pronte 200 dosi in lista anche i nati nel 1950.
L'articolo poi inizia dicendo: arrivi scaglionati per fasce orarie e verifica telefonica con il proprio comune per l'eventuale vaccinazione dei più giovani, visto che le dosi disponibili sono state raddoppiate rispetto alle previsioni e ora ce ne sono 200 invece delle 100 annunciate inizialmente. Sono queste le modalità adottate da Unione Montana del Comelico e ULSS per la vaccinazione di massa prevista oggi dalle 14 alle 18 nella sede degli Alpini in via Udine. La chiamata alla vaccinazione è per i nati tra il 1942 e il 1946 residenti nei 5 comuni del Comelico, ai quali verrà iniettato il siero AstraZeneca. A praticare le iniezioni saranno i medici di famiglia del territorio. Sul piano logistico non si procederà per chiamata nominale, ma con l'invito ad arrivare a Santo Stefano scaglionati in base all'età. Il consiglio diramato dall'ULSS ai nati dal 42 al 44 è comunque quello di arrivare a Santo Stefano nella sede degli Alpini dalle 14 alle 15, mentre ai nati dal 45 al 46 l'ULSS suggerisce di arrivare dalle 15:30 alle 17:30. E rimanendo in tematica vaccini, torniamo indietro di una pagina e leggiamo quelle che sono state le dichiarazioni del manager della sanità veneta, Flor. Scuola, picco del 55% di rinuncia al vaccino, la furia del direttore Flor, uno scandalo. Il manager della sanità, neanche una chiamata di disdetta, se pensiamo agli anziani in attesa del loro turno, c'è da vergognarsi, si legge nel titolone. E l'articolo di Filippo Tosatto inizia così: a Rovigo il 55% degli insegnanti ha disertato la vaccinazione senza prendersi la briga di una telefonata di disdetta, a Padova siamo al 20% di rinunce, trovo scandaloso questo atteggiamento da parte di una categoria che gode di un privilegio di status nonostante le scuole siano chiuse, così ha detto Flor. Siamo tempestati di richieste, non abbiamo ancora messo in sicurezza gli anziani, cosa devono pensare le persone davvero a rischio? Sento che qualcuno rifiuta AstraZeneca e attende Johnson Johnson, quasi fossimo al supermercato. Dov'è finito il senso civico? Ha un diavolo per capello Luciano Flor, il direttore della sanità veneta, alle prese con una campagna in salita tra cambi improvvisi di marcia, ritardi, sospensioni nell'arrivo dei farmaci, scetticismo della popolazione. Nella classifica delle regioni il Veneto figura in quintultima posizione con il 78% di dosi somministrate a fronte di una media nazionale dell'80,5%, quindi il Veneto è sotto la media nazionale. Abbiamo accantonato una discreta percentuale di flaconi per i richiami, dice ancora Flor, è stata una scelta prudenziale che ha consentito di raggiungere un primo traguardo, quello di mettere in sicurezza il personale sanitario e le case di riposo, dove infezioni e decessi sono crollati. Ora la precedenza va agli anziani over 80 e ai soggetti superfragili, cioè le fasce dove maggiore è la mortalità. L'impegno è di immunizzarli entro la prima settimana di aprile, forse potremo anticipare l'obiettivo perché Pfizer ci ha annunciato consegne superiori alle attese, 80.000 dosi anziché 56.000, alle quali si aggiungerà AstraZeneca. Alla fine del mese o al più tardi all'inizio di maggio il governo ci assicura l'arrivo di Johnson Johnson e questo consentirà un colpo d'ala alla campagna azzoppata dalla scarsità di materia prima, ha detto appunto ancora Luciano Flor. Andiamo avanti e parlando sempre di Covid, a pagina 6 si legge la notizia di Antonio Prade in terapia intensiva, ma da ieri respira da solo. L'avvocato ed ex sindaco di Belluno rimane ricoverato all'ospedale San Martino, intubato per alcuni giorni, la situazione è migliorata nel corso delle ultime ore. Antonio Prade è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Martino con il Covid-19. Il conosciutissimo avvocato bellunese è all'ospedale da più di una settimana e per alcuni giorni i medici sono stati costretti a intubarlo. Solo ieri mattina l'ex sindaco di Belluno ha ricominciato a respirare da solo ed è stato possibile togliergli il tubo. La situazione è migliorata anche se la prudenza è massima sia da parte dei sanitari che della sua famiglia, che sta vivendo momenti di grande preoccupazione. Dopo il ricovero sembrava che il paziente reagisse nel migliore dei modi alle prime terapie, ma con il Covid non si può mai stare tranquilli e può non esserci nulla di definitivo se non dopo alcuni giorni. Ci vorrà ancora un po' di tempo prima che si stabilizzi e magari possa essere trasferito dalla terapia intensiva al più rassicurante reparto di pneumologia. Quello di ieri è stato solo un primo passo nella direzione della guarigione. Quello che sfugge è come Prade abbia potuto entrare in contatto con il virus pur avendo frequentato non solo lo studio legale di via Zuppani, ma anche diversi palazzi di giustizia italiani. Non se lo spiega nemmeno il collega più stretto, Massimo Montino, che spesso lo affianca sia in casa che fuori casa, per usare una metafora calcistica. E poi nell'articolo poi si ricorda quella che è stata l'esperienza di Prade nella dirigenza del Belluno, occupandosi naturalmente anche delle questioni legali. Fino a quando è stato possibile frequentare lo stadio polisportivo da spettatori non si è perso una partita casalinga dei giallo-blu.
E per quanto riguarda in generale la situazione, il bollettino del Covid in URSS 1, 2 pazienti deceduti, sono 47 i nuovi contagiati. Questo è l'esito del bilancio quotidiano tracciato e diffuso ieri dall'URSS 1 Dolomiti relativo alle 24 ore da sabato pomeriggio a ieri pomeriggio. Sono avvenuti 2 decessi, entrambi a San Martino di Belluno. Sono quelli di un uomo di 90 anni ricoverato in pneumologia Covid e quello di un uomo di 86 ricoverato in geriatria, sempre a San Martino di Belluno. Chiudiamo la parentesi, ci fermiamo a pagina 9, dove c'è un articolo dedicato alla crisi del turismo in montagna. Il decreto leggi sostegni non soddisfa gli albergatori, 3.000 euro di ristoro sono un'offesa. Walter De Cassan, presidente di Federalberghi, dice: in un anno ho lavorato 4 mesi, quella cifra non basterà nemmeno per pagare la corrente. Grido d'allarme degli albergatori, appunto Walter De Cassan, presidente di Federalberghi, protesta: in un anno ho lavorato 4 mesi, ovvero meno della metà che le stagioni invernali ed estiva consentono. La protesta, che è immediatamente scattata a livello locale, è stata raccolta e rilanciata in ambito nazionale. Dopo il DL Sostegni siamo fortemente delusi. Aiutare con poche migliaia di euro aziende che hanno perso milioni di fatturato, oltre che essere inutile, è spreco di denaro pubblico, denuncia Roberto Necci, presidente del centro studi di Federalberghi. La perdita di fatturato nel nostro settore è ingente, basti pensare che la filiera turistica pesava oltre il 20% del PIL e ora è stato azzerato. De Cassan è titolare della Baita, albergo ristorante sulla strada del Passo Falzarego, che è rimasto inattivo soprattutto per l'assenza di stranieri, oltre che della clientela, che sono la sua clientela abituale. In provincia di Belluno hanno operato in questi mesi solo il 10% degli alberghi, molti in attività ridotta, spiega appunto il presidente di Federalberghi. Che dice ancora: non dovremo prendere un euro in base alle interpretazioni del decreto per questi primi mesi del 2021 e una tantum 3.000 euro per il 2020, cioè nulla. Quella cifra, insiste De Cassan, non sarà sufficiente neppure per pagare la corrente. Ma c'è di più. De Cassan e tanti suoi colleghi sprofondano nella delusione perché la tariffa dei rifiuti è rimasta la stessa, il canone RAI è al 30%, mentre gli alberghi avevano chiesto che venisse tolto, quindi delusione da parte del mondo degli albergatori. Chiudiamo la parentesi dedicata alle questioni che sono legate al coronavirus e parliamo di un altro argomento. Siamo a pagina 18 e a pagina 19, dove c'è un approfondimento a firma di Marcella Corrà sul futuro della montagna. A pagina 18 si legge nel titolo: spopolamento, spartiacque, Olimpiadi. Il presidente della provincia Padrin dichiara: un'opportunità per i servizi. C'è chi teme un crollo demografico dopo il 2026, dobbiamo sfruttare i giochi per migliorare viabilità e connettività. Così dice appunto Padrin. Non sono pochi bellunesi pessimisti, secondo i quali dopo le Olimpiadi 2026 la provincia subirà un crollo di abitanti e di servizi, con lo spostamento degli ultimi centri decisionali verso la pianura, si legge nell'incipit dell'articolo. I dati sullo spopolamento diffusi dall'Istat sono preoccupanti. Nei primi 11 mesi del 2020 il bellunese ha perso 1.500 abitanti, scendendo sotto la soglia dei 200.000 residenti. Su 61 comuni solo 10 hanno avuto un aumento di poche unità, con l'eccezione di San Vito, Pieve di Cadore e Borca. I crolli più importanti si registrano a Feltre, a Belluno, Cortina, Ponte nelle Alpi. Persino Borgo Valbelluna registra 72 abitanti in meno. Ma c'è anche chi pensa che le Olimpiadi siano un volano economico in grado di dare una scossa al bellunese e ai bellunesi, ed è l'opinione di Roberto Padrin, presidente della provincia. Vedo le Olimpiadi come un'opportunità per avere una migliore viabilità a servizio dei turisti, ma soprattutto di chi vive in montagna. Ci sono poi diversi altri articoli. C'è l'analisi nel taglio basso di pagina del sociologo Diego Cason. Dal 2010 ogni anno spariscono tutti gli abitanti di Vodo. Per la prima volta Belluno è sotto i 200.000 residenti, i numeri sono spietati e confermano la crescente marginalità delle terre alte. Quello che preoccupa, si legge nel contributo di Diego Cason, è che il declino è confermato anche da tutti gli altri indicatori, che per i territori marginali e fragili come le Dolomiti non ci sono prospettive credibili né segnali di un'inversione di tendenza, anche se tra le funzioni della statistica non c'è quella di prevedere il futuro, dice appunto Diego Cason. Si legge poi un altro articolo che riguarda la sanità e che vede le dichiarazioni dell'ex consigliere regionale Guido Trento, che porta avanti la sua battaglia. 40 comuni a rischio, servono servizi e incentivi economici, una sanità da ripensare, differenziale cancellato, dice Trento, poi tagli su tagli, invertire subito la rotta.
Ci sono pochi abitanti e quindi si tagliano i servizi, oppure si tagliano i servizi e quindi i residenti sono costretti ad andarsene. Bisogna invertire questo concetto. Calano gli abitanti, i servizi restano e vanno potenziati, altrimenti non se ne esce, dice appunto l'ex consigliere regionale. E poi c'è anche un articolo con le dichiarazioni di Daniela Zambelli, che è la presidente della cooperativa Lassù, ospitalità diffusa e turismo sostenibile, ma dateci un asilo nido. In Comelico la resilienza è di casa, vita dura ma non molliamo, si legge nel titolo, e per chi volesse approfondire l'articolo è a pagina 19 del Corriere delle Alpi. Leggiamo ancora un pezzo qui sul Corriere prima di passare al Gazzettino, e ci fermiamo a una notizia culturale. Siamo a pagina 23, parliamo di arte bellunese. La magnifica comunità ha contatta gli Uffizi per avere un dipinto. In estate potrebbe arrivare un'opera sulla battaglia di Cadore, è una copia di un dipinto di Tiziano andato distrutto. Si legge nel sommario. L'articolo è di Vittore D'Oro. La magnifica comunità di Cadore riallaccia i rapporti di collaborazione con la Galleria degli Uffizi per portare a pieve la copia di un dipinto di Tiziano, dipinto che potrebbe raffigurare la battaglia di Cadore del 1508. Ciò in vista della prossima estate, durante la quale è prevista la realizzazione di un focus espositivo da allestire nella casa natale di Tiziano Veceglio a Pieve di Cadore. Noi ci crediamo, dice Matteo D'Adeppo, direttore del settore museale dell'ente, nonostante il difficile momento dovuto alla pandemia. L'intenzione di ottenere in prestito il dipinto della battaglia attribuito a Leonardo Corona, che lo ha realizzato nel XVI secolo. Si ricorda poi che l'opera ha una certa rilevanza in quanto unica copia esistente del dipinto prodotto da Tiziano Veceglio per la Sala del Maggior Consiglio di Venezia nel 1530 è andato distrutto in un incendio nel 1577, quindi prospettive importanti per la Magnifica. Passiamo al Gazzettino e andiamo subito, come si può vedere nel lancio, nella prima pagina dell'edizione del Nord-Est, c'è un articolo dedicato alla chiesa di San Martino a Valle di Cadore e l'approfondimento è a pagina 10. Andiamo subito a questa pagina per leggere. In bilico sul dirupo gli enti si mobilitano per la chiesa di Valle, una tematica di cui si parla da tempo, di cui si è ritornati a parlare nei giorni scorsi. La pieve di San Martino in Cadore minacciata da una frana, oggi la perizia statica e il vescovo di Belluno non nasconde la preoccupazione. Immaginate un vassoio di cristalli in bilico su una palizzata che però non poggia sulla roccia ma sprofonda nel gesso. La chiesa di San Martino a Valle di Cadore è una sfida di resilienza agli sconquassi della natura. Eccola qua questa creatura coraggiosa e fragile, aggrappata com'è all'ultimo sperone di montagna che incombe sulla Valle del Boite, 8 secoli di storia e di arte che rischiano di precipitare nello strapiombo. Sull'onda di una mobilitazione istituzionale che va dalle Dolomiti a Roma, oggi 2 ingegneri bellunesi saranno incaricati di effettuare una perizia statica sull'edificio e dalle loro valutazioni dipenderà il futuro della piccola comunità. Quindi poi l'articolo continua con le dichiarazioni del sindaco Marianna Oferi, sindaco di Valle, e viene ricordato che si tratta di un problema antico. Su un versante già vistosamente colpito da Vaia nel 2018, fatali sono state anche le precipitazioni del dicembre del 2020. E cambiando argomento ma rimanendo in montagna, è primavera sulle Dolomiti, meno 23 gradi ed è tornata la neve. Ci saremmo tutti accorti che questi giorni non sono stati particolarmente miti dal punto di vista delle temperature. Ci sono inverni che sembrano non finire sulle Dolomiti. La neve ha sorpreso i bellunesi proprio al confine con la primavera. Quando ormai speravano di aver scollinato i mesi duri e di potersi avvicinare a piccoli passi alla primavera, è arrivata la bufera. Bufera di neve venerdì nel capoluogo, precipitazioni intense nelle zone alte del bellunese e un clima ancora freddo. Pensiamo alla colonnina di mercurio che ha toccato la minima record di meno 23 gradi sulla Marmolata. Ma non si salvano dal gelo e ripiombano nel clima invernale anche le località decisamente più a bassa quota, compreso il capoluogo. L'articolo è di Alessia Trentin. Previsioni meteo, Pasqua e Pasquetta con caldo e temporali. Secondo un'analisi del sito ilmeteo.it, per Pasqua e Pasquetta le temperature si alzeranno, ma ci sono delle perturbazioni in arrivo. Adesso forse è anche un pochino presto per fare delle previsioni relative a quel che accadrà fra più di una settimana. Andiamo alla prima pagina di Belluno.
Il titolone, che rimanda a un articolo di Andrea Zambenedetti, parla di Covid, verso i 20.000 contagiati da inizio pandemia, un bellunese su 10 ha contratto il virus, Belluno prima in Veneto e seconda in Italia per positivi totali, i numeri della diffusione sul territorio ora rappresentano la base per orientare le decisioni sulla campagna vaccinale, si legge nel sommario e poi andremo a leggere l'articolo. E ancora la foto di copertina, anche qui è dedicata al San Giorgio, al calcio, come sul Corriere delle Alpi, e poi un altro lancio riguarda i vandali al parco, distrutti e bruciati i giochi e gli arredi. Il raid è venuto nel paese di Caleipo, siamo nel Castionese, lo sconforto del presidente è di Rossa. E poi ancora arriva la primavera, sulle Dolomiti il freddo è polare e poi ancora a Seren, parrucchiere imprenditrice si reinventa e sfida la crisi, si parla di Jessica Bortoluz che sfida chi decide delle sorti di tante imprese. Per resistere ha dovuto reinventarsi e così ha aperto un blog per mantenere vivi i propri sogni. Andiamo all'interno. Siamo a pagina 2 dell'edizione di Belluno. Un bellunese su 10 ha già avuto il Covid. Se il trend continua, questa settimana saranno superati 20.000 positivi totali, seconda provincia d'Italia per numero di contagi, prima in Veneto per le vittime, la provincia di Belluno appunto. L'articolo di Andrea Zambenedetti inizia spiegando che in provincia un residente su 10 si è misurato con il coronavirus. La soglia dei 20.000 contagiati da inizio epidemia si raggiungerà nel corso della settimana se il ritmo di diffusione del virus si manterrà sui livelli di questi giorni. Ieri l'ULSS ha comunicato di aver individuato altri 47 positivi in 24 ore. Ciò che è certo è che un'espansione simile del virus ormai rappresenta un piccolo mattoncino verso l'immunità di gregge. Gli epidemiologi stimano che per raggiungere la soglia di sicurezza sarà necessario arrivare attorno all'80% di persone immunizzate. In provincia un aiuto all'immunità di gregge arriva proprio dal contagio, almeno da quello più recente. Un blocchetto del grande muro che deve fermare il virus, che è purtroppo costato un prezzo altissimo in termini di vite umane. Lo dicono i numeri. In Italia solo un territorio ha avuto una maggiore diffusione del virus ed è la provincia di Bolzano, dove ogni 1.000 abitanti sono 10,7 le persone trovate positive. In Italia quindi siamo secondi, secondo quello che scrive il Gazzettino, dopo la provincia di Bolzano. Nelle ultime 24 ore in provincia ci sono stati altri 2 decessi, lo leggevamo anche prima, e la provincia dolomitica purtroppo, oltre ad essere in testa alla triste classifica dei contagiati del Veneto, è anche in testa quella dei decessi. Nel pieno della seconda ondata, lo scorso autunno, quando Belluno veleggiava ai primi posti nazionali, era facile prevedere quello che sarebbe successo e quello che oggi i numeri dicono in modo impietoso. Ogni 1.000 residenti ci sono state poco meno di 3 vittime, 28 ogni 10.000. Nessun altro territorio in Veneto ha pagato un tributo così alto al virus. Ad avvicinarsi solo Verona, dove le vittime sono state 25 ogni 10.000. Questa è l'analisi portata avanti dal Gazzettino. Poi c'è anche un articolo dedicato alle vaccinazioni che si sono svolte ieri ad Agordo e di cui leggevamo appena prima sul Corriere delle Alpi. Cambiamo argomento e spostiamoci a pagina 5, in questo caso nel Castionese. Vandali scatenati prendono di mira il campo da calcio di Caleipo. La banda ha bruciato sedie e tavolini e rotto i giochi dell'area. Il presidente è di Rossa, spero solo che non siano del paese. Nemmeno a rifletterci si riesce a trovare un motivo di tanta furia. Vandali ignoti si sono scatenati nell'area sportiva di Caleipo, hanno rotto quanto hanno trovato sulla loro strada, bruciato sedie e tavolini, buttato all'aria le panche e provato a scassinare la baracca. È di Rossa, che è presidente del gruppo sportivo Caleipo, ieri andava ripetendo: io spero solo sia gente da fuori Castione, non voglio pensare siano persone di qui. C'è la voglia di trovare i colpevoli. Ieri su Facebook, sotto il post con le foto del disastro, il popolo della rete si è scatenato puntando il dito contro i ragazzini che spesso si vedono bazzicare da quelle parti, che bivacano bevendo e fumando e chissà quali corbellerie passano loro per la testa. Ad ogni modo, oggi i colpevoli non hanno nome né volto, telecamere in zona non ce ne sono, ma Rossa ha tutta l'intenzione di non lasciar perdere e oggi andrà a sporgere denuncia contro ignoti. E questo si legge nell'articolo di Alessia Trentin per chi volesse approfondire. Leggiamo ancora un pezzo che riguarda il Parco della Rimembranza a Feltre. Parco della Rimembranza è stato dimenticato, si legge. L'appello arriva dagli alpini dell'ANA e dalle scuole cittadine.
e l'ANA Feltre sollecita l'avvio dei lavori di sistemazione del Parco della Rimembranza. Con la tempesta Vaia del 2018 l'area verde feltrina in via Cavour aveva riportato forti danni, tanto che la maggior parte degli alberi presenti caddero e furono tagliati nei giorni seguenti. Fra i primi a intervenire proprio gli alpini, e a oltre 2 anni dall'evento atmosferico ancora i lavori non sono iniziati, anche se la raccolta fondi avviata proprio dalle Penne Nere ha raggiunto cifre importanti. Non ci sono mezzi termini, e nella nota a firma dell'ANA Feltre e delle scuole del Feltrino si legge a chiare lettere la richiesta. Le scuole e gli alpini del Feltrino chiedono l'avvio dei lavori per il Parco della Rimembranza. Il tutto viene spiegato all'interno del testo. All'indomani di Vaia, la sezione ANA di Feltre si assunse l'impegno di dedicarsi alla riqualificazione del parco, luogo storicamente caro agli alpini. Fu attivata una raccolta fondi, si ricorda. La situazione del parco è solo questione degli alpini. In questi giorni genitori e insegnanti di alcune scuole delle primarie del comune di Feltre hanno fatto pervenire alla sezione ANA un consistente contributo in denaro per la riqualificazione. La raccolta è stata messa in atto dalle scuole elementari di Mugnai, Nemeggio, Feltre, Foen e Farra, quindi alpini insieme alle scuole cittadine che si sono mobilitati appunto per il Parco della Rimembranza di Feltre. E con questo articolo chiudiamo l'appuntamento di oggi. Vi aspettiamo domattina alle 8:30 su Radio Piave e poi anche in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Intanto una buona giornata a tutti, un buon inizio settimana, grazie per l'ascolto e seguiteci sul nostro sito www.amicodelpopolo.it. Grazie ancora, buona giornata, prestissimo!